Buongiorno notizia. Un minuto dopo le 9, Catania Today parla dell'autostrada Messina-Catania, dove crollano calcinacci dal cavalcavia. Vaste porzioni di calcestruzzo si sono infatti staccate dal cavalcavia numero 29, finendo in prossimità dei piloni di sostegno e quindi sull'autostrada A18 Messina-Catania. Il soprapasso stradale coinvolto di via Gelatusi all'altezza dei comuni di San Gregorio e San Giovanni La Punta è chiuso al traffico già dal 25 febbraio scorso, ma la viabilità sull'autostrada è rimasta invariata e quindi il pericolo non è per nulla scongiurato. Nessuna prova di staticità del cavalcavia, denuncia la deputata 5 Stelle Angela Foti, e quindi nessun intervento è stato ancora previsto per il ripristino e il consolidamento della struttura del ponte. È stato il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, a seguito della nota sottoscritta dai responsabili del settore servizio manutenzione dei comuni di San Giovanni La Punta e San Gregorio, a decretare la pericolosità della situazione. Tra le cause, nella nota dei vigili si legge che il distacco dei calcinacci è dovuto alla mancata manutenzione e anche per cause naturali. La parlamentare 5 Stelle chiede controlli urgenti e quindi la verifica statica e i lavori di manutenzione del cavalcavia, nonché controlli e verifiche periodiche di staticità su tutti i cavalcavia della A18.